Buonasera a tutti, intanto ringrazio il Circolo di Villa Estense per aver organizzato questa bella iniziativa, la presentazione e la discussione di un libro, ma attorno a questo una riflessione sul futuro del Partito Democratico. Ma io annoivo molto alle cose, alle considerazioni che Deborah ha qui fatto, perché un po' di strada l'abbiamo percorsa in questi mesi, soprattutto in queste ultime settimane. Credo che le proposte che sono emerse all'Assemblea nazionale iniziano ad uscire dalla discussione spesso teorica che avviene anche all'interno nostro. Sono proposte concrete, danno l'idea di un profilo di governo del Partito Democratico, iniziano a delineare un modello alternativo, un'idea alternativa dell'Italia che vogliamo. Sono proposte che sono tutte molto operative. Quando vi dico, per esempio, di rimettere in gara le frequenze televisive e con gli introiti di questo investire sulla ricerca, è una cosa che tutti capiscono a chi togliamo e a chi diamo. Credo che siano degli esempi molto concreti, come la proposta sulla questione del fiscale, come sulle questioni del lavoro, la questione dei diritti. Credo siano elementi che aiutano a dare un'identità, un profilo al Partito Democratico, che forse ci è mancato nel corso di questi mesi e di questi anni. Ne riflettevamo anche questa mattina all'Assemblea provinciale del Partito Democratico. Se guardiamo allo scenario politico italiano, ogni partito si è dato una sua identità, che significa l'elemento identificativo di quel partito, a sinistra come a destra. Se vi dico Italia dei Valori, subito immaginate i temi della giustizia, per esempio. Se vi dico Lega Nord, immaginate i temi legati al territorio. Non è così, perché siamo di fronte a una manovra economica che ha tagliato di 351 milioni, del 31% le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Veneto, i ministeri sono stati tagliati del 3%, il comune capoluogo, il comune di Padova, avrà 7 milioni di euro in meno, e così a cascata tutti i comuni della nostra provincia, quindi un federalismo praticato a parole ma non nei fatti. Però il loro profilo identitario se lo sono dati. Se diciamo Forza Italia, o quello che era Forza Italia, oggi la PDL, sappiamo che il tema probabilmente centrale è la questione del meno Stato, della questione fiscale, anche qui teorizzata, perché è da 16 anni che Berlusconi prende i voti sulla riduzione delle tasse, non è riuscito a farla una volta, e oggi abbiamo toccato il livello massimo della tassazione nel nostro paese. Se vi domando qual è il profilo identitario del Partito Democratico, la risposta è un po' più difficile, un po' più complicata, un po' più complessa, perché siamo tante cose, ma non ce n'è una identificativa del Partito Democratico. Io credo su questo dobbiamo lavorarci, dobbiamo rifletterci. Io sinceramente ve lo dico, secondo me il profilo identitario che è in grado di superare quelle due storie dalle quali proveniamo, perché credo sia anche giunta l'ora che il PD sia PD e non più PD ex DS o ex Margherita o ex quelli che siamo, quel che eravamo, perché qualcosa che si definisce per ciò che era e non per ciò che è o che sarà ha poca attrattiva nei confronti delle